Nel caso Veneto, la Lega, se passasse questa legge regionale, non avrebbe più bisogno di costruire una coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia, che diventerebbero assolutamente ininfluenti per garantire una maggioranza. Lo scenario che si profilerebbe se passasse così com'è la nuova legge elettorale veneta è ipotizzato dall'opposizione in seno alla regione, il cui significato è così spiegato. Quindi di fatto si andrebbe verso un monocolore dal punto di vista politico. Zaia e la Lega non avrebbero bisogno più di stringere alleanze con chi che sia all'interno del centrodestra. Scenario veneto che aprirebbe la strada a nuovi orizzonti politici nel contesto nazionale. Giovedì prossimo, 12 aprile, la presentazione in Commissione Veneta della revisione della citata legge, con i consiglieri di opposizione che annunciano battaglia. Noi proporremo in questa modifica che Zaia coraggiosamente potrà portare la nostra proposta, ovvero quella di avere il ballottaggio, trasferire in regione quella che è la legge per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Quella sì sarà una vera legge democratica che permetterà di governare chi veramente se lo merita. Tra cifre e numeri che parlano di premi di maggioranza e differenze tra percentuali variabili dell'oggi e del domani, il monito dei consiglieri veneti di minoranza sarà un'estate di fuoco, dicono. Questa legge Zaiatellum, chiamiamolo così, lascia la sensazione di voler cancellare il ruolo delle opposizioni.